Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Valentini, Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Margaret Spada, tanti giovani e anche i rappresentanti della squadra di calcio della Leonzio. Crescono i dubbi sullo studio romano di Marco Procopio, al quale si era rivolta la giovane Margaret. Una giornalista, Maria Rita Misuraca, racconta la sua esperienza. Dopo l'anestesia ho cominciato ad avere tremori e tachicardia. A Catania si attende l'autopsia sul corpicino della piccola Gloria, la neonata morta dopo il parto al Garibaldinesima. Gravi le condizioni della mamma, ricoverata in terapia intensiva. Via il cognome dei padri violenti, arriva in Parlamento una proposta di legge partita dalla richiesta della mamma e dei fratelli di Laura Russa, uccisa dal padre a San Giovanni La Punta. Rifiuti a Catania, stop temporaneo per il conferimento degli scarti edili nella discarica di Belpasso, chiusa per manutenzione. Troppi gli incidenti mortali, giornata di sensibilizzazione ad Agrigento sulle vittime della strada. Calcio, il Catania guarda alla prossima sfida con l'Avellino che ieri ha pareggiato a Benevento. Il Messina recrimina dopo la sconfitta con l'Altamura. Bentrovati, in apertura andiamo a Lentini, dove è il lutto cittadino per i funerali di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta a Roma dopo un intervento di rinoplastica. Sono indagati per questa morte per omicidio colposo i due titolari dello studio medico privato. Ci colleghiamo con Lorena Dolci. Sì, Adelaide, siamo qui al centro di Lentini, il paese natale di Margaret. È da qui che il 4 novembre scorso questa bella ragazza di 22 anni è partita per andare a Roma a sottoporsi ad un intervento per rifarsi la punta del naso, quella punta che non le piaceva, ma qui non è più tornata. Questa è Piazza Duomo, adesso è deserta, inondata dal sole, ma la chiesa che vedete alle mie spalle, la chiesa madre, fino a qualche ora fa era davvero traboccante di tantissimi fiori, palloncini e del dolore delle centinaia di persone che si sono strette attorno alla famiglia. Vediamo il servizio. Una ragazza molto educata, sempre puntuale a scuola, come ha detto la mia collega, una ragazza che aveva tanti sogni. Siamo molto dispiaciuti. Ricorda così Margaret, la sua professoressa del liceo classico Gorgia Vittorini di Lentini. Nella chiesa di Sant'Alfio, attorno alla sua bara bianca, ci sono anche gli ex compagni di classe increduli e i suoi colleghi di lavoro dell'RSA, tanti giovani, amici della famiglia molto conosciuta in paese, stretti in un abbraccio attorno a mamma Loredana, al papà Giuseppe, alla sorella Manuela, che hanno chiesto di rispettare il loro dolore. Le telecamere restano fuori a raccogliere ricordi commossi, come quello dell'amico del fidanzato Salvatore. Era sconvolto da questa situazione qua. Margaret era meravigliosa. All'interno della chiesa il parroco Don Maurizio Pizzo cerca di dare un senso a una morte assurda. Quando la morte ti travolge dice: non ci sono risposte preconfezionate, è meglio fare silenzio e pregare. Grazie per esserci stata, vola in alto amore nostro, dice tra le lacrime la sorella. 22 rintocchi di campane, tanti quanti i suoi anni accolgono l'uscita del feretro. I messaggi d'amore affidati ai palloncini bianchi, come quello di Salvo: sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Dolore e rabbia per quella morte che infranta i sogni di una ragazza che per ritoccare la punta del naso aveva scelto, fra i tanti visti sui social, lo studio medico finito adesso nell'inchiesta della Procura di Roma. Indagati per omicidio colposo i due titolari, padre e figlio, che fra tante lacune e irregolarità non sarebbero intervenuti prontamente per rianimare la ragazza. Di una non pronta e forse anche non corretta rianimazione. Sono due elementi, due dati che saranno anche, quella documentazione è certamente al vaglio del collegio dei consulenti che sono stati nominati dalla Procura della Repubblica. La famiglia, come avete sentito, si è chiusa nel silenzio, ha voluto celebrare il funerale in forma riservata, sicuramente non aperta alle telecamere, ma chiede giustizia. Giustizia per quello che è sicuramente un dramma privato, ma che riguarda la sicurezza di tante ragazze che guardano nei social per raggiungere lo standard dettato da questi modelli. E proprio a questo si è riferito il preside del liceo classico che frequentava Margaret, dichiarando anche l'impotenza della scuola rispetto a questi nuovi modelli social. Vediamo l'intervista e poi linea allo studio.
La scuola non poteva non esserci, perché è una ragazza nostra che noi abbiamo conosciuto, abbiamo voluto bene, abbiamo fatto crescere. Questo è. Quindi evidentemente noi viviamo un lutto particolare, perché era una ragazza che conoscevamo, molti insegnanti, mi sono confrontato con molti insegnanti che l'hanno avuta, e davvero è un lutto che naturalmente la scuola risente, perché non si può sentire il lutto non sentire il lutto per una ragazza di 22 anni che muore. E intanto i carabinieri del NAS oggi si sono recati negli uffici della Regione Lazio per acquisire tutta la documentazione relativa allo studio medico al quale si era rivolta appunto Margaret. Hanno appunto consultato e archiviato e preso in consegna non solo documenti, ma si recheranno nuovamente nello studio dei dottori Procopio per vedere tutta la strumentazione anche per la rianimazione, se c'era o non c'erano i presidi adeguati per rianimare i pazienti che avessero avuto dei problemi. E intanto, come vi dicevamo, crescono appunto i dubbi sulla legittimità della rinoplastica in 30 minuti che veniva così tanto pubblicizzata sui social dallo studio romano, dove è morta, come abbiamo sentito, Margaret. Abbiamo raccolto anche la testimonianza di una giornalista, Maria Rita Misuraca, che racconta sui social la sua esperienza. Anche lei si era rivolta allo studio Procopio. Dopo l'anestesia ha detto ho cominciato ad avere dei tremori, tachicardia e lì per lì mi sono spaventata. Il servizio è di Eva Spampinato. Che succede? Nel momento in cui io mi stendo sul lettino e mi inietta l'anestesia locale, io inizio ad avere dei forti tremori e una tachicardia che lì per lì mi ero spaventata. Anche Maria Rita Misuraca, 25 anni, giornalista sportiva, era stata operata dal dottor Marco Procopio nello stesso studio di via Cesare Pavese a Roma, dove si era recata Margaret e dove ha trovato la morte. Non fu subito correttamente rianimata, scrivono i medici nella relazione della ASL sul percorso clinico assistenziale della 22enne di Lentini. La manovra, che forse poteva salvargli la vita, non fu eseguita correttamente e tempestivamente, si legge. E sui social spuntano le testimonianze di chi è arrivata in quello studio all'Eur proprio dopo aver visto i video su TikTok. Mi ero operata per lo stesso intervento il maggio del 2023. Anche io ho visto dei video, dei post su TikTok, sui social, quindi mi ero decisa a contattarlo. E così crescono i dubbi sulla legittimità della rinoplastica in 30 minuti dello studio di Marco Procopio, un intervento sponsorizzato sui social anche con l'uso di influencer. Eccoci qua, vi spiego perché faccio questa puntina di rinofiller. Quello stesso studio in cui teoricamente si sarebbero dovuti svolgere soltanto controlli e visite, pare ci siano state altre diverse operazioni chirurgiche. Un'altra cliente racconta su YouTube la sua brutta esperienza dopo l'operazione al naso con Procopio. Mi spacchetta e mi fa vedere il naso, mi ricordo rimango scioccata perché era enorme, era gonfissimo, non era per niente come video che vedevo. Tanto che poi non dico niente, cioè quando lui mi dice guardati, mi aveva dato lo specchio, io non dico niente, ero rimasta scioccata, non sapevo che dire. Adesso i dottori Marco e Marco Antonio Procopio hanno blindato i loro social. Sono tanti punti oscuri che la magistratura dovrà chiarire a Catania sulle cause della morte della piccola Gloria, la neonata morta dopo il parto al Garibaldinesima. Si attendono i risultati dell'autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore sul corpicino della piccola. Intanto la madre continua ad essere ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Desiree Ferlito. Gloria, e questo è il nome che mamma e papà avevano scelto per la loro piccola, la neonata morta poche ore dopo il parto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Intanto si aggravano le condizioni della madre della piccola, che adesso ha la febbre alta e una situazione clinica non chiara. Sono tanti i punti oscuri che la magistratura dovrà chiarire, a partire dalla corsa al pronto soccorso della mamma di Gloria 3 giorni prima del parto con copiose perdite di sangue. La donna, alla 40ª settimana di gravidanza, ci racconta l'avvocato della famiglia, è stata rimandata a casa con il consiglio di fare una doccia calda. Ritorna in ospedale il 13, alle 6 del mattino, un giorno prima del parto. Ha delle contrazioni fortissime. La ginecologa di turno decide di fare una manovra manuale per rompere le membrane. Dopodiché viene lasciata in una barella al pronto soccorso per 8 ore.
Un lungo travaglio, dolori fortissimi, 7 centimetri di dilatazione. A quel punto mi aspettavo un cesareo, ha detto il papà della piccola all'avvocata Amata che segue la famiglia. I medici, ostinandosi nella scelta di un parto naturale, estrarranno la piccola con l'aiuto di una ventosa, un attrezzo che ormai si usa con rara frequenza in sala operatoria. La piccola Gloria, apparsa subito cianotica, morirà nella culla termica nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima, prima di conoscere il mondo, prima di riabbracciare mamma e papà, intravisti solo per pochi istanti dopo il parto. Nei prossimi giorni sarà nominato un medico legale per eseguire l'autopsia, essenziale per conoscere le cause della morte della piccola Gloria. L'ospedale Garibaldi ha aperto un'indagine interna per fare chiarezza sulla vicenda. Via il cognome dei padri violenti, arriva in Parlamento una proposta di legge di Forza Italia per aiutare i figli. L'iniziativa legislativa parte dalla richiesta specifica avanzata dalla mamma e dai fratelli di Laura Russo, uccisa dal padre a San Giovanni La Punta. Luca Ciliberti. In memoria di Laura Russo, ammazzata a coltellate nel letto di casa dal padre Roberto il 22 agosto del 2014, l'uomo è stato condannato all'ergastolo definitivo nel 2019. Una proposta di legge che prende spunto dall'efferato femminicidio di San Giovanni La Punta prevede che quando un genitore uccide un figlio o un altro parente, entro il secondo grado della vittima, possano richiedere il cambio di cognome per i figli se coincide con quello dell'assassino. Nel caso in cui la vittima della violenza domestica sia un minore, i familiari superstiti potranno richiedere la modifica del cognome anche post mortem attraverso una procedura d'urgenza con tempi e burocrazia ridotti in modo retroattivo rispetto all'approvazione della norma. La proposta porta la firma della deputata Katia Polidori. L'idea è quella di recidere con il cambio di cognome anche l'ultimo filo che tiene legati ai figli quei padri assassini. Un fardello che può essere avvertito come pesantissimo dagli orfani dei femminicidi e dei parenti delle vittime, come testimoniano diversi casi di cronaca. Grazie alla dottoressa Chiara Nasca, che fa parte della nostra associazione Laura Vive Me. Lei ha preparato una relazione e questa relazione è stata presentata al coordinatore del terzo settore Dario Vellini, che di conseguenza l'ha data nelle mani giuste di persone che finalmente hanno abbracciato quello che è il mio sogno, togliere quel cognome scomodo, il cognome di un assassino. Lauretta aveva appena 12 anni, quella notte infernale nel letto di casa c'era anche la sorella Marica di 14 anni che si salvò per miracolo dalla furia omicida del padre. La mamma Giovanna Zizzo in questi 10 anni si è fatta promotrice di molte iniziative contro la violenza di genere, ma i precedenti sono numerosi da nord a sud. Nel 2020 ha cambiato cognome, prendendo quello della madre, la figlia di Melania Rea e Salvatore Parolisi, condannati per l'omicidio della moglie. Ad Agrigento iniziativa di sensibilizzazione verso l'educazione stradale, a parlare agli studenti i genitori delle vittime della strada. Davide Sardo. Che è successo? Allora bisogna tornare indietro. Siamo impossibilitati a scaricare perché dice che non si può scaricare, che ci sono le piattaforme piene del materiale. Adesso cosa? Adesso dobbiamo andare a casa e dobbiamo aspettare domani quando si libera qualcosa per poter ricominciare a lavorare. Dietro front, chi arriva al centro di raccolta di via Fratelli Cairoli per conferire materiale inerte è costretto a tornarsene a casa, portandosi indietro tutto il carico. Insomma, un viaggio a vuoto. L'isola ecologica c'è, è bella e funzionale, ma gli scarti edili non possono essere presi dal personale Gema perché la piattaforma di Belpasso, unica autorizzata dal comune di Catania, è chiusa per manutenzione, con tempi precisati per la riapertura. Un'altra gatta da pelare per l'assessorato all'ecologia che sta pensando a soluzioni alternative. Uno stop che molti catanesi hanno accolto con stupore, specie dopo i messaggi del sindaco Trantino che invitava la cittadinanza ad utilizzare le isole ecologiche. Il problema riguarda tutte le isole ecologiche gestite dal comune di Catania e sono tante le segnalazioni al numero di WhatsApp 342 74 55005. È amareggiato Francesco, uno dei tanti a rivolgersi alla nostra redazione. Ho fatto le mail venerdì scorso, non ho avuto alcuna risposta, ho specificato nelle mail che la mia segnalazione è la segnalazione di un cittadino attivo che voleva contribuire a rendere la città più ordinata e più pulita. L'auspicato cambiamento in tema di rifiuti, al di là dei proclami, subisce un'altra battuta d'arresto. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco.
Rieccoci tornati in studio. 5 comuni dell'Ennese nello sconforto per il prosciugarsi della diga Ancipa, ma a Caltanissetta sono già stati collegati nuovi pozzi e a breve erogheranno acqua per 2 comuni del Nisseno. Rita Cinardi. La diga Ancipa ha ridotto a un piccolo corso d'acqua, è quello che ci restituiscono le immagini del bacino che fino a poco tempo fa riusciva a soddisfare le esigenze idriche di diversi comuni della provincia di Enne e del Nisseno e che adesso è quasi a secco. Dal 15 novembre gli ultimi 480.000 metri cubi di acqua dovevano essere riservati a 5 comuni dell'Ennese Ancipa dipendenti, Troina, Nicosia, Gagliano, Cerami e Sperlinga, ma il distacco previsto per Caltanissetta, San Cataldo, Enne e Calascibetta, che adesso dovranno contare soltanto sull'attivazione di nuovi pozzi, non è ancora avvenuto, cosa che ha gettato nello sconforto i cittadini dei 5 comuni. Venerdì mattina Caltacqua aveva comunicato il completamento dei lavori per la messa in esercizio dei 6 nuovi pozzi di Contrada San Giuliano in territorio di Butera, pozzi che sono stati già collegati all'acquedotto Blufi. Siciliacque sta completando in questi giorni degli interventi di riparazione sull'acquedotto che gestiscono loro, per far sì che l'acqua poi possa arrivare al loro impianto di Cozzo della Guardia e da lì verso Caltanissetta e San Cataldo. Quindi noi siamo in attesa che loro provvedano a rifornire i comuni di Caltanissetta e San Cataldo con le risorse che provengono dai pozzi in luogo di quelle che provengono dall'invaso Ancipa. E adesso andiamo ad Agrigento, dove si è svolta un'iniziativa di sensibilizzazione, di educazione stradale contro le vittime della strada per evitare incidenti mortali che sono purtroppo ancora tantissimi. Sentiamo Davide Sardo. Sì, io l'ho perso il 22 agosto del 2017, rappresentato in questa foto. Questa giornata appunto è il ricordo delle vittime della strada e si ricollega a quella di ieri, che era quella mondiale, però come ben sappiamo noi genitori che abbiamo perso un figlio, il ricordo ce l'abbiamo sempre nel cuore. Carmelina Nobile piange il figlio da oltre 7 anni quando Giuseppe Di Stefano, 25 anni, è morto vittima di un incidente stradale lungo la statale 115 tra Agrigento e Porto Empedocle. Da allora la sua e quella di altri genitori sono state una continua e intensa opera di sensibilizzazione verso l'educazione stradale, soprattutto tra i giovani, in memoria dei figli deceduti. Francesca è sempre con noi, con me, con la mia famiglia, con gli amici di Francesca, con l'ex ragazzo di Francesca, tutti. Francesca è sempre con noi, la sentiamo parte di noi, della nostra vita, e io faccio tutto questo in onore di Francesca e per Francesca. In piazza Cavour ad Agrigento, la sezione dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ha organizzato diverse iniziative sul tema della prevenzione e della sicurezza stradale, a cui hanno partecipato tanti studenti agrigentini. In Sicilia lo scorso anno sono avvenuti 10.830 incidenti stradali che hanno causato la morte di 241 persone. L'indice di mortalità diminuisce nella provincia di Agrigento, rimane stabile nelle province di Palermo, di Messina e di Ragusa e cresce in tutte le altre province. Brevissima pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Catania, dopo aver ritrovato la vittoria con il Trapani, lavora in vista del big match di Avellino. Il derby ha dato a Toscano altre chiavi di lettura a livello tattico che possono valere anche per il futuro. Marco Carli. Il pareggio fra Benevento e Avellino, con i padroni di casa che chiudono sul 2-2 quasi al 90° con questa rete di Viviani, accorcia la classifica in vetta, rintuzza il tentativo di fuga della capolista, un punto nelle ultime 2, e certifica, cosa risaputa peraltro, come l'Avellino, che stava quasi per portare a casa la vittoria, rappresenti, nonostante i 2 punti raccolti nelle ultime 3, un'ulteriore verifica ad alto livello per il Catania, che intanto guarda a se stesso e, come chiedeva Toscano, lo fa con fiducia. Il risultato, come sempre, fa tutta la differenza del mondo, nei giudizi ma anche nel modo di affrontare la settimana che segue, e gli etnei, dopo il derby col Trapani e in vista del match di sabato al Partenio, stanno certamente meglio. La gara rossa-azzurra con i Granata, oltre agli attributi per cui si è complimentato Toscano con i suoi ragazzi, ha mostrato anche altro, tatticamente ad esempio con la posizione di stop da trequartista alle spalle di 2 punte, oppure un Gega che ha testimoniato di essere valido come alternativa e non solo per la difesa. Poi probabilmente il miglior match di Verna è una squadra che ha saputo di nuovo giocare in
verticale, Toscano prosegue nel suo percorso consapevole che servono conferme. Abbiamo tirato fuori gli attributi che c'erano bisogno, abbiamo dimostrato la grandissima squadra che siamo, come qualità siamo una squadra fantastica, ci mancava solo qualcosa in più per portare a casa i 3 punti. Speriamo di continuare così e di essere importanti in questo campionato. Rimpianti per il Messina dopo la sconfitta 2-1 a Bari contro l'Altamura, ma la squadra giallorossa deve recriminare soprattutto per aver regalato il primo tempo ai pugliesi. Francesco Triolo. Passare dalle recriminazioni all'analisi il prima possibile, perché ciò che preoccupa della sconfitta del Messina a Bari contro l'Altamura è stato l'atteggiamento della squadra nel primo tempo inesistente e solo dopo aver preso 2 berle si è svegliata grazie ai cambi dell'intervallo. Ma quello che non è andato giù al Messina sono state diverse decisioni dell'arbitro Diop. La lettura dello scontro tra Krapicas e Garofalo sul primo gol dei pugliesi, il rigore per il tocco di mano di Manetta sulla giocata involontaria di Lia, il mancato rigore concesso nel recupero dopo l'entrata scomposta di Bumbu su Ortisi. Una gara dove sicuramente potevamo fare meglio il primo tempo, ma non è stato un primo tempo regalato, perché io credo che gli episodi sono stati veramente decisivi oggi. Su chi ha commesso errori purtroppo ha inciso molto. Secondo me la squadra oggi non meritava di perdere assolutamente. Il secondo tempo sicuramente è stato un secondo tempo arrembante dove meritavamo il pareggio. Recriminazioni però che reggono sino ad un certo punto, perché il rischio altrimenti è quello di nascondersi dietro gli alibi e non vedere la reale situazione di fatto. 2 vittorie in 15 gare di campionato, il terzultimo posto in classifica, uno scollamento con la piazza, tifosi e città ormai fin troppo evidente, e l'obiettivo salvezza così diventa sempre più in salita. Il momento è quello più delicato, con la squadra di Modica in silenzio dalla partita di Avellino, che dovrà affrontare 4 scontri diretti: Sorrento e Foggia in casa, Turris e Juventus Next Gen fuori, prima della trasferta a Potenza alla vigilia di Natale. Ulteriore spazio al calcio subito dopo questo telegiornale con Anteprima Corner. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a tutti buon pomeriggio.